What? Che figata. Molto molto faigo così. Aspettiamo che arriva qualcuno. Anzi, aspettate. Ok. Allora. Però onde evitare che magari mi perdo qualcosa, perché vedo che già siamo due persone, mi apro anche la live sul telefono perché non so se magari eventualmente qua i commenti arrivano in ritardo. E infatti arrivano in ritardo. Allora, scusate, non vi ho letto non per cattiveria, ma perché ancora non mi erano arrivati. Quindi ciao Vincenzo e ciao Sandro. Ciao ragazzi. Guardate e ve faccio vedere. Mamma mia. Mamma mia, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Non vedo l'ora, però scusate ragazzi, vi do retta tanto perché vi leggo. Però devo attivarla, devo attivare i commenti qua sul computer perché sennò poi se mi si scarica il cellulare non posso più leggerli e potrebbe essere un problema. Ciao Stefano. Eh, ti capisco, anch'io provo invidia quando vedo che tutti gli altri vanno allo stadio, però dopo 6 anni direi che era anche ora che ci ritornassi. Miro, comunque mi dispiace per la partita contro il Verona, ma non devi dispiacerti, è stata colpa nostra, quindi non devi assolutamente dispiacerti, ci mancherebbe. Allora, fatemi attivare i commenti pure da qua. Allora, muto, mettiamo il muto. Comunque è fighissimo sto programma per fare live. E, e qui sopra, se il computer collabora magari, ok, apri chat in una nuova finestra. Perfetto. Ok. E la finestra dei commenti la mettiamo qui. Avete giocato bene contro il Napoli, almeno contro il Napoli. Giocato bene. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, nulla di più e nulla di meno. Ciao Briccolo. Bella Nero, la tua live è una manna scesa dal cielo. Sono stanchissimo, almeno mi rilasso un po'. Grazie Rambo, grazie. Sono contento che le mie live ti rilassano. Tra l'altro, guardate che figo. Mo mercoledì il mio Napoli ci avrà il Genk. Non è facile mai sottovalutarle le squadre. Guardate che figo. Eh? Guardate. Perché tanti non sanno che io ho un gruppo Telegram e ogni volta si stupiscono quando l'ho detto più e più volte. Se volete unirvi al gruppo Telegram trovate il link qua sotto in descrizione. E poi c'è anche questo. Figata, Fatemelo levare. Ok. Comunque sei il mio youtuber preferito, grazie mille. Grazie. Con il Napoli tanto culo, esatto. Esatto, Sandro. Va bene, ti chiamo Vincenzo. Siamo 8 persone, dai, ci sta, ci sta. Se ci fosse Pavoletti non l'avrebbe mancato il gol, intendo quello di Rog. Probabile, però se ci fosse stato Pavoletti si sarebbe mangiato sicuramente quello di Simeone. Quindi, in qualche modo,
secondo me avrebbe sbagliato pure Pavoletti. Poi per carità, ripeto, l'errore nostro è stato non chiudere la partita fin da subito. E penso sia anche inutile fare un discorso se ci fosse stato X o Y. Tanto ormai la partita è finita, l'abbiamo pareggiata, punto. Bisogna pensare subito a quella contro la Roma. Sei di Cagliari? Purtroppo no, sono di Roma. I'm from Rome, pure in inglese te lo dico. Sono di Roma, però tifo Cagliari. Tra l'altro sto facendo proprio la live con una magliettazza così perché sinceramente mi stavo a rompere le palle. E poi era stamattina che ci pensavo, ho detto "Oh, oggi pomeriggio faccio una live, tanto non c'ho un cazzo da fare, quindi. E poi è sempre bello stare con voi, quindi la live andava fatta. Cacciatore sempre insostituibile, avrei dato spazio a Mattiello, è arrivato il momento secondo me. Anche secondo me, soprattutto per il fatto che può ricoprire sia la fascia sinistra che destra. Cacciatore nelle ultime due partite a me non è piaciuto per niente, in particolar modo quella contro il Verona, quindi secondo me un cambio doveva essere cambiato. Se non Mattiello, almeno Pinna. Castello Partenopei. Domenica non voglio gufarla, ma abbiamo buone possibilità di portare a casa qualche punto. La Roma, ora come ora, è una squadra vulnerabile e ha difficoltà contro tutte le squadre, pure contro il Lecce. C'è da mettere in conto anche che contro il Lecce giocava in trasferta. Però comunque ha perso un elemento come Pellegrini, che per il gioco della Roma è molto molto importante, e quindi potremmo approfittarne. Però non me voglio sbilanciare, perché è comunque la Roma. Certo che il pareggio rode, ma il Verona darà filo da torcere a tante squadre, quindi teniamoci il punto. Ma non è il fatto che il Verona darà filo da torcere a tante squadre e quindi dobbiamo accontentarci del punto, perché è un ragionamento che secondo me non sta in piedi. Il fatto che il Verona possa dare fastidio a tante squadre non toglie il fatto che tu la possibilità per portarla a casa ce l'hai avuta. Quindi il dare fastidio o non dare fastidio conta relativamente. Tu quella partita la dovevi vincere, perché era più da vincere questa che quella con Napoli, ovviamente. Che ne pensi dell'errore di Pisacane? Penso che gli errori capitano. Capitano gli errori in una partita. Ciao Alessandro. Possono capitare. Molti parlano dell'errore di Pisacane senza ricordare che però è stato lui a parare praticamente un gol già fatto. Quindi ha fatto anche un miracolo. E non è la prima volta perché anche contro il Napoli ha parato praticamente un gol. Il vero errore, come ho già detto nel video, è stata non chiudere la partita dopo l'1-0. È stato quello l'errore del Cagliari. Se il Cagliari avesse chiuso la partita e non avesse lasciato la partita sull'1-0, l'errore di Pisacane non avrebbe influito per niente. Quindi, ripeto, il vero errore è stato non chiudere la partita. Puoi fare una live da solo per Roma-Cagliari e purtroppo essendo allo stadio non penso di riuscire a farla. Probabilmente, ma non ne sono nemmeno sicuro, farò dei video. Così farò tutto un video che uscirà dopo, però devo ancora vedere. E quel gol mangiato da Nandez, ma c'è quello mangiato da Simeone, quello mangiato da Rog, ce ne stanno dei gol mangiati. È per quello che dico che il vero errore è stato non chiudere la partita. Perché tu potevi stare sul 2-0 e l'errore di Bisacane non ti sarebbe pesato. Raga, è inutile girarci intorno. Ciao Candy, che delusione ieri il Cagliari. Purtroppo sì, abbiamo gioito forse anche troppo per la partita col Napoli e ne abbiamo risentito. Ne abbiamo risentito. Avevo Simeone contro al Fanta e quando ha sbagliato è brutto da dire, ma ho goduto. Guarda, te posso dire, io ieri al Fanta giocavo contro Nandez e Simeone. Quindi proprio ero combattutissimo, combattutissimo. Miro su Instagram seguo degli eritani e mi hanno detto di iscrivermi. Iscriverti dove?
Secondo me quello più clamoroso è stato quello di Nandez, l'ha colpita malissimo. Regà, tanto ormai è inutile anche parlarne, ormai è finita. Piamo sesto punto e concentriamoci per domenica. Perché adesso è quella la partita che conta. Non ci dobbiamo nemmeno stare a rimuginare troppo. Ah, il tuo canale. Ah, sono contento. Il mio avversario è Chiesa e Kolarov. Hanno sbagliato entrambi un rigore e oggi mi serve almeno un 5 di Belotti per vincere. A me rode di più una cosa, il minuto perso e non recuperato. Vabbè, raga, l'arbitraggio a me sinceramente non mi è piaciuto, non l'ho capito tantissimo. Primo tempo spezzettatissimo perché il gioco ogni 30 secondi veniva fermato, che ho capito essere fiscali, ma così è troppo, veramente troppo. Però, oh, ripeto, non credo che quel minuto di recupero avrebbe cambiato le sorti della partita, perché si vedeva proprio dall'atteggiamento del Cagliari che sarebbe finita in pareggio, punto. Mi piaceva tanto quella maglia che avevi con quello stemma grande del Cagliari. Sta in cameretta, non l'ho voluta mettere perché non mi andate cambiare. So, ragazzi, sono tornato da lavoro, sono un po' stanco, non mi andate a mettermi a cambiare la maglietta. Ho preso questa, la prima che ho trovato e amen. Tanto cambia poco, l'importante è la sostanza. Tutto, voglio sfruttare di nuovo i banner. Ci sono state occasioni da entrambe le parti, nel complesso una partita equilibrata, il pareggio ci sta, assolutamente. Anche il Verona si è reso molto pericoloso, quello è proprio è ovvio, è ovvio. Però non dovevamo fare in modo che finisse così la partita. L'importante è comunque il fatto che non abbiamo perso la striscia positiva, perché nelle ultime 4 partite comunque 3 vittorie e un pareggio, che è tanta roba, veramente tanta roba. Grazie mille Vincenzo, grazie mille. Tanto io faccio girare un po' i banner, un po' così. Contro la Roma serve la partita della vita, assolutamente, assolutamente. Io non me voglio sbilanciare né in bene né in male per la partita con la Roma, perché per me è un derby, ovviamente, perché è la partita che sento di più. Poi l'andrò a vedere allo stadio, quindi ho paura di qualsiasi cosa io possa dire. Infatti me sto zitto, non mi sbilancio, né in positivo né in negativo. E staremo a vedere, speriamo bene. Come hai detto tu l'altra volta, rispetto per il Cagliari, quello sempre, è alla base. È alla base quello. Cacciatore forse dovrebbe fare un po' di panchina. Ciao Luke! È da un po' che non entravi nelle live te, eh? Comunque sì, sì, l'ho detto, non so se l'ho scritto sul gruppo, però Cacciatore basta. Cioè, già contro il Napoli ha fatto vedere che, secondo me, cioè a me contro il Napoli Cacciatore non è piaciuto per niente, ma proprio per niente. Ancora meno ieri. Quindi, cioè, a me mi è sembrato lampante, ma già dal primo tempo, chi ha visto la live lo sa, già dal primo tempo se il Cacciatore non stava in formissima, stava facendo cagare. Stessa cosa Simeone. Quindi, l'hai visto Ribéry ieri? Ha fatto il fenomeno. No, non l'ho vista la partita, cioè, la tenevo di qua, però stava al computer, quindi non è che me la stavo cagando. Ho cominciato a guardarla quando mi è arrivata sul telefono la notifica che Pulgar aveva fatto gol su rigore, che ce l'ho al fantacalcio. Tra l'altro, il fantacalcio che faccio con voi ho fatto i botti, poi vedrete.
Quello che mi rode è aver fatto un passo falso contro una squadra che era alla nostra portata. Io direi che più passo falso è stato un passo mancato più che passo falso. Secondo me è stato un passo mancato. Non sto più guardando YouTube ultimamente. Vabbè, dai, c'è sta. C'è sta. Non è che te ne faccio una colpa, ovviamente. Bravo, Vincenzo. Fai bene. Intanto faccio vedere questo anche a chi è entrato adesso. Ci sarò. Ci sarò. Mamma mia, non vedo l'ora. Che bellezza. Rambo, ma perché te pensi che entro in curva nord? No, no. I biglietti so per la curva nord, ma io vado lì vestito con la roba del Cagliari e gli chiedo se mi fanno entrare in, nei distinti, che do lato c'è il settore ospiti. Sì, sì. Ti pare io che entro in curva nord insieme ai romanisti, ma manco per niente. Io voglio essere libero. Voglio essere libero. Se segniamo devi urlare. Non hai capito? Se non ti fanno entrare sei fottuto. Mi fanno entrare, mi fanno entrare. Centro di prepotenza, a me mi frega un cazzo. In curva nord mai, è pieno. Ma sti cazzi. Cioè, sai, me frega. Ciao Music. Io li ho presi, cioè non è che li ho presi io, me li hanno regalati, ma glieli ho fatti prendere in curva nord perché è appiccicato al settore ospiti. Quindi per quello è per la curva nord, perché non avendoci la tessera del tifoso, né mio zio, né io, né mio cugino, per forza la curva nord, perché almeno sta lì appiccicata e entri subito nel settore ospiti. Quale squadra odio? Te lo dico subito, guarda. Eccola. Quindi proprio per me questo è un derby. Per me sta partita è come se per te il Napoli-Juve. Stessa identica cosa. Questa è la partita che sento di più. Allora, perché odi la Roma? Poi ci arrivo, poi ve lo spiego. Ovviamente Cagliari, Alessandro. Ovviamente Cagliari. Lorenzo, ciao, sono nuovo nel canale e sono un tifoso dell'Hellas. Posso chiederti come hai visto la mia squadra alla Sardegna Arena? Secondo te ci salviamo? Allora, innanzitutto ciao Lorenzo. Posso dirti che ho visto una squadra molto molto compatta. Una squadra molto molto compatta. Ho visto dei buoni singoli, Ramani e Amrabat tra tutti, sono i due che mi sono piaciuti di più del Verona. Secondo me le speranze cioè per fare bene e per salvarvi ce le avete, perché guardando le squadre che stanno a giocare adesso, ci stanno squadre molto più grandi di nome, ma che stanno facendo letteralmente cagare, Milan e Sampdoria tra tutte. Quindi secondo me le potenzialità e i giocatori per salvarvi ce li avete. Vince, non facciamo pronostici che è meglio. Evitiamo. Meglio evitare. Comunque odio la Roma per il semplice fatto che la maggior parte, perché a Roma ci stanno due tipi di tifosi romanisti. I romanisti con cui puoi parlare tranquillamente di calcio, ci sta, ci parli, ci chiacchieri.
E ci stanno i Riommers. I Riommers sono coloro che gli poi tocca tutto tranne che la magica. Perché la Roma è la Roma, la Roma è la squadra più forte del mondo, tutte le altre sono merde, se perdono è colpa dell'arbitri e tutte queste cose qua. E io nella mia sfortuna ho beccato sempre questi tifosi e mi hanno portato ad avere un odio smisurato verso la Roma perché erano proprio l'antisportività e non gliela faccio, a me mi dà fastidio. Mi sono andati sui coglioni, letteralmente, ma prepotentemente proprio, eh. E quindi... Esattamente, Frederick, esattamente. Esattamente. Comunque Juric ha dichiarato in una conferenza che era in lizza per la panchina del Cagliari. Te avresti preferito Juric o Maran? Nessuno dei due. Nessuno dei due. I laziali sono peggio, Miro. Ma io con i laziali mi sono trovato sempre meglio. Sarà che ci ho avuto fortuna, non lo so, ci ho avuto sfortuna con i romanisti. Ma io con i laziali mi sono trovato sempre meglio. Il Genk ha perso 6-2 con il Salisburgo. Minchia. Io ieri ero allo stadio, ho visto la partita, secondo me il rigore c'era. Ma quale, quello su Simeone? Anche secondo me c'era. Boh, sinceramente la TV non mi sembrava rigore. Ah, su ROG. Oddio, non me lo ricordo quello su ROG. Ah, ma aspetta, quello nel primo tempo? Per te com'è ROG? È un buon giocatore ROG. È un grandissimo giocatore. Ah, ho capito. Sinceramente a me pure quello non è che mi sembrava più di tanto rigore. Però mi ha fatto rosicare il fatto che... Ciao Davide. Mi ha fatto rosicare il fatto che 5 minuti dopo, 2 minuti dopo, chi era? Castro ha fatto un fallo identico a quello che aveva fatto il giocatore del Verona. A Castro gli hanno dato ammonizione e a quello del Verona no. Non puoi fare due pesi e due misure perché il fallo era identico. Quindi non mi è piaciuta quella cosa. João Pedro lo vedi meglio dell'anno scorso? Forse ha imparato a giocare meglio la seconda punta perché ricordiamoci che lui è un trequartista. Quindi può essere entrato più nei meccanismi. Sinceramente lo vedo più in palla. Come stai, Miro? Che ci racconti? Che ti racconto? Ho staccato poco fa da lavoro. Niente di che. Vorreste Llorente al Cagliari? Assolutamente no. Ero in Curva Nord, l'ho vista benissimo. Lo so, però io se te lo devo dire in presa diretta dalla TV, a me non mi è sembrato rigore. Poi se non ce l'hanno dato, stiamo tranquilli che tanto non sarà né il primo né l'ultimo che non ce daranno. Che lavoro fai? Faccio l'addetto mensa. Addetto mensa nelle scuole elementari e asilo. Posso sapere da te che abiti a Roma se lo stadio olimpico è distante dal centro? Non è distantissimo. Non è distantissimo. È facilmente raggiungibile? Sì, 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 assolutamente. Assolutamente, è facilmente raggiungibile. Buon pomeriggio, Miro. Devo chiederti scusa se nei commenti qualche giorno fa ci sono andato pesante, ma con i napoletani bisogna rispondergli per le rime. Non ti preoccupare, non devi chiedere scusa a me. Vai tranquillo, Vincenzo. Alla prossima. Ma dove lo trovi un arbitro che va a favore del Cagliari? Eppure quello è vero. Pure quello è vero. Anzi che... No, fammi sta zitto che se no poi quello che nomino mo ritrovo una partita contro la Roma. Guardate, tanto lo so come va a finire, eh. Tanto lo so come va a finire. Sempre così.
Vediamo se dopo ci sono ancora, volentieri, Vincenzo. Sì, c'è Giua, se non mi sbaglio. Ciao Fredavor. Minchia, siamo 16 persone. Allora, poi il brutto, non so se hai sentito, la curva dei tifosi del Verona urlavano Verona a merda e noi abbiamo risposto Verona a merda. Ah, urlavano Cagliari in merda. Vabbè, c'è stato, sfottò così, c'è sta. Cerca di indirizzare i bambini a tifare Cagliari. Non voglio costringere nessuno. Io non costringo nessuno, tranne mio nipote. Mio nipote è l'unico. Ciao Vincenzo. Ciao Christian. Benvenuto. Fatemi levare questo. Ok. Ecco, mi si è scaricata l'accendino. C'ero anch'io allo stadio. Beato te. Da quando è iniziato? 26 minuti. Buonasera Marco. Se tuo nipote comincia a tifare Roma, è un problema. È un problema. Non ti preoccupare, Christian, ci mancherebbe. Lorenzo, ma non l'ha detto perché per insultare, ha semplicemente riportato quello che dicevano, niente di più. Contro la Roma vi daranno Giacomelli. Giacomelli, regà, è un culturista, c'ha due braccia così Giacomelli. Ciao Mira, a Roma vai nel settore ospiti? Tecnicamente no, perché il biglietto ce l'ho per la curva nord. Però la curva nord sta attaccata al settore ospiti, quindi io mi metto la giacchetta quella dorata del Cagliari, poi sopra mi metto lo smanicato perché così non si vede, poi quando devo andare al settore ospiti dico guarda io ho il biglietto della curva nord però sai com'è, faccio bandino di cognome, c'ho il logo del Cagliari qui, mm, non è che mi fa entrare nel posto giusto? E quindi cercherò in tutto e per tutto di entrare nel settore ospiti. Come stiamo? E come stiamo? Stiamo bene, dai. Non ci si lamenta. Che rapporto hai con i laziali? Sicuramente più che positivo rispetto a quello che ho con i romanisti e con la Roma in generale. Tuo nipote fallo diventare del Cagliari, sarà un Miro Junior. Ma assolutamente, io infatti ogni tanto, così senza motivo, gli dico forza e lui automaticamente parte dicendo Cagliari. Quindi lo sto inculcando verso la strada giusta. Come mai non vai nel settore ospiti? Perché non ho la tessera del tifoso. Ti sta sul cazzo anche Totti? No, no, sinceramente no. I romanisti mi stanno sul cazzo, ma Totti no. Ti devono per fare entrare apposta perché sei palesemente schierato. Ma io lo spero perché io l'ultima volta che sono andato allo stadio era un Lazio-Cagliari. Non so chi se lo ricorda, perdemmo 2-0, segnò pure Candreva su rigore. Stiamo a parlare del 2013. E io avevo i biglietti per i... Fate conto, la Lazio, la curva della Lazio sta in curva nord, quindi il settore ospiti si trova vicino alla curva sud e io stavo nei distinti sud che erano paralleli al settore ospiti. Io e mio zio abbiamo fatto il giro e a noi ci hanno fatto entrare nel settore ospiti, quindi conto di ripetere la stessa cosa. Non ci danno un rigore a favore dalla gara col Frosinone in casa dell'anno scorso. Eh sì, per adesso siamo una delle poche squadre in Serie A che ha ancora avuto, che ancora non ha avuto un rigore a favore, ma tutti contro. Però Miro c'è da dire che i laziali sono in minoranza rispetto ai romanisti a Roma città, vero? Sì, quello sì. Quello sì.
Diciamo che la maggior parte sono romanisti. Ciao Luciano, secondo te che formazione contro la Roma? Eh... Tosta. Dipende. Io per esempio toglierei Cacciatore e farei giocare Oppino o Mattiello. Non lo so, non voglio dire niente riguardo la partita contro la Roma perché ho paura di tirarmela. Me do la zappa sui piedi da solo. Come i Juventini a Torino, dove la squadra principale è quest'ultima. Esatto. Ciao Chris, buonasera. Allora, anche io ho sempre preferito la Lazio rispetto alla Roma. Bravo. Se un giorno ti dovessero offrire un lavoro in Sardegna, verresti? Magari, magari. Assolutamente. Lorenzo Pellegrini si opera domani, quindi salterà Roma-Cagliari. Sì, l'ho saputo, mi è arrivata la notifica. La tua ragazza tifa Cagliari, l'hai convertita? No, allora, la mia ragazza tifa Lazio. Però col fatto che quando sto io da lei, ho detto a me non mi devi rompi i coglioni quando ci stanno le partite perché eh, quella me ne devo vedere, si è praticamente imparata a memoria la formazione del Cagliari, cioè sa più i giocatori del Cagliari che quelli della Lazio. Ed è bellissima sta cosa, perché a lei non è che gli interessa più di tanto il calcio, però a vedermi, a sentire partite che si guarda insieme a me, un po' si è imparata, non ho imparato, fortunatamente. Io ho un Roma-Cagliari con Colomba in panca 2006-2007. 2006-2007, no, non è quella che abbiamo giocato a Rieti, perché a Rieti l'abbiamo giocata prima. 2006-2007 non mi viene in mente la stagione, non la riesco a visualizzare. In famiglia, scusa l'invadenza, ma i romanisti e laziali? Allora, non è una domanda invadente, quindi di che te devi scusare? Allora, nella mia famiglia siamo per lo più tutti cagliaritani, tranne mia zia e mia cugina che sono della Juve, ma perché mia zia è di Torino, per il semplice motivo, per quel semplice motivo. Famiglie acquisite da varie parti, c'è sta qualche romanista, non ci stanno laziali tranne che nella famiglia della mia ragazza. Lì sono quasi tutti laziali. È molto distante da te Monterotondo? È abbastanza. Monterotondo sta fuori. Io comunque sto a Roma. Conosci anche Ligo Giannis a furia di smadonnarci sopra? Sicuramente, sicuramente. Quello è poco ma sicuro. Assolutamente sì, Christian. Assolutamente. Mi trovi completamente d'accordo con il tuo commento. Intanto io direi di far rigirare un attimo i banner, cioè sentire che è inglese. Sentire che è inglese. Sì, mi ricordo ci dicessi che non era semplicemente convertire. No, è il padre che sarebbe mio cugino è del Cagliari. No, no, lui è del Cagliari. Il problema è che c'ha due zii che sono della Roma. Sfegatati purtroppo. Ahimè. Però ci stiamo sia io, che so lo zio, sia il padre, che mio zio, che sarebbe il nonno, che so del Cagliari. E quindi non gli lasciamo via di scampo. Se non sarà del Cagliari sarà da Lazio. Lo devo far diventare del Cagliari. Strano che siamo d'accordo. Effettivamente è vero, Christian, è molto molto strano. È la stagione che cambiavamo allenatore ogni 3 settimane. Però chissà ricorda, c'avevo 10-11 anni, c'avevo.
non me posso ricordare tantissimo. Dai, se vieni per qualche partita a Cagliari, ti invito un bel panino dei nostri caddozzoni. Speriamo. Speriamo che prima o poi accada. Poverino Pisacane, tutta la Nord che lo insultava. Sì, poracci, poracci. Cioè, poraccio, perché secondo me non se lo merita. È una delusione il Milan? Assolutamente sì, però secondo me era una delusione scritta. Lo stai seguendo Sau al Benevento, sta segnando come un maiale. Non lo sto seguendo tantissimo, sto seguendo comunque la Serie B e ho notato che c'è un Marconi in una forma strepitosa, ragazzi. Quello veramente segna come un maiale. C'è una cosa bestiale, bestiale. Io ho i miei fratelli che abitano a Roma, a Tomba di Nerone. Conosci la zona? Assolutamente sì, anche se è distante dalla zona dove abito io. Lì ci andava a scuola la mia ragazza. È Roma Nord comunque, io sto a Roma Sud. Sì, sì, comunque la conosco. È bastardissima quella zona perché ci passa la Cassia e c'è un semaforo ogni 2 metri. È bestiale. Per chi guida qua strada è un inferno. Da quanto sei fidanzato? È da un bel po'. Quest'estate abbiamo fatto 5 anni. Quindi il prossimo giugno saranno 6 anni. Ci davate per spacciare, invece un punticino ce lo siamo portati in Veneto. Eh sì, che poi comunque un po' ve lo siete meritati, perché abbiamo sprecato troppo e il pareggio secondo me è stata la giusta punizione. La Cassia è un disastro, l'hai detto bene Candy, l'hai detto bene. A Rieti perdemmo 4-3, era la stagione 2005-2006, ok, ok. Devo dirti un'ultima cosa, dimmi tutto Vincenzo. Ieri mi sono preso un po' di nervoso, anch'io però passa in fretta. A me non è piaciuto il Cagliari nel secondo tempo, non sembrava in palla. Eh, più che altro lo sai che c'è, non si è vista la mancata voglia del Cagliari di riagguantare la partita. E a me è quello che mi dà fastidio. Io ormai so 2 anni che dico che Maran non c'ha carattere, non c'ha mentalità. Quelle poche volte che è successo, secondo me, è stato merito della squadra e non merito dell'allenatore. Ieri è tornato fuori di nuovo il difensivismo. E se tu te difendi, questo è il risultato. Arambo, ma fateli i fatti tua. Dillo bene, Chris. Arambo, ma fateli i cazzi tua. Così è detto bene. Tu sei stato un po' edulcorato. Ieri potevamo vincere, quello è poco ma sicuro. Quello è poco ma sicuro. Le possibilità ce le abbiamo avute. Minchia, tanta roba. Se vi sposate luna di miele a Cagliari, ovviamente io spero di poterci arrivare prima del matrimonio. Sarebbe bello. Volevo dirti, grazie mille per i cuoricini che mi dai ogni commento. Ma ti pare che mi ringrazi per un cuoricino? Ma va, Vince? Ma seriamente? No, ma non mi devi ringraziare, cioè, ci mancherebbe. Grazie a te che commenti. Ti supporterò sempre. Grazie mille. Grazie mille. Stamattina esame di statistica è andato di merda. E sinceramente sti cazzi. Pomeriggio una bella birrone e miro in live. Ah, che cazzo ci frega. Ligabue o Vasco? Dato che a me sta sul cazzo altamente, proprio a pelle il secondo, ti dico Ligabue, ma non è che lo seguo più di tanto pure Ligabue.
Lo so, ha sbagliato il momento dei cambi, ma secondo me ha sbagliato anche i cambi. Alla fine aveva paura di perdere e si è visto. E si è visto. Si è visto. Ieri è tornato fuori Mister Pareggio, che mai una gioia ci darà. Ma più che Mister Pareggio, Mister Paura. Mister Paura. Io posso capire che te passi in vantaggio a Napoli al San Paolo, per forza di cose difendi, perché lì devi per forza difendere. E ci sto. Lì ci sto. Col Verona, con tutto rispetto per il Verona, però pareggi in casa e stai tutto il tempo dietro alla palla con la linea a 5, lì hai rotto il cazzo. Lì hai rotto il cazzo, basta. Basta. Non c'hai carattere, non c'hai grinta, non c'hai mentalità. Non gli sai dare una carica ai giocatori. Non gli fai tirare fuori i coglioni, ma come pensi di fa così? Se entrava quella di Simeone stiamo a parlare di rapina, ma è ovvio, è ovvio. Come città è più bella Firenze o Bologna? Io a Bologna non ci sono mai stato, quindi non saprei dire. Firenze purtroppo non l'ho potuta girare benissimo, però è molto affascinante. È molto affascinante come città. Maran è fissato con questo modulo, un centrocampo a 5 non sarebbe male, abbiamo i giocatori giusti, ma alla fine contro l'Inter abbiamo giocato col centrocampo a 5 e se va a vedere nel primo tempo non abbiamo giocato nemmeno così male, però non... Maran c'ha le fisse sua. Lo vorresti Rafa Benitez al Cagliari? No, non mi è mai piaciuto sinceramente. Secondo me a Liverpool è stato un vincente, ma perché c'era una squadra della Madonna. Olsen comunque tanta roba. Quando ho sentito che il Cagliari l'aveva preso mi volevo piantare una pallottola, però alla fine non è male. Assolutamente. Assolutamente. Io pure. Io convintissimo che avemmo preso uno scarpone raro e invece è un gran bell'acquisto. Veramente un gran bell'acquisto. Il gioco del Verona è più piacevole, sì, assolutamente. Mettici anche tabacco. Che vuol dire mettici anche tabacco? Secondo te, spaziando un po', chi potrebbe risollevare il Milan in questo momento? Se ne fanno tanti dei nomi. Se ne fanno tanti, quindi non saprei. E sinceramente non mi interessa nemmeno, detto proprio nella maniera più nuda e cruda. Chi vorresti come allenatore del Cagliari? Io Ranieri. Ranieri. Se avessimo pareggiato a Napoli e vinto ieri, il Cagliari sarebbe agli stessi punti e forse molte meno critiche. Ma lo sai che c'è? Dipende sempre da come la giochi la partita. Filioppi? Floppi? Filicoppi? Beh, Filippo ti chiamo. Filippo. Famo Filippo, che se no mi incespica la lingua. Dipende da come le giochi, ok? Perché sì, con Napoli hai portato a casa la vittoria, è tutto bello, tutto fantastico. Però sul piano del gioco, cosa hai portato a casa? Assolutamente un cazzo. Pareggiando con il Verona, a parte che te becchi le critiche, perché non sei riuscito a chiudere prima la partita, ma anche a Verona, cioè anche contro il Verona, a livello di gioco, tu cosa hai dimostrato? Non hai dimostrato niente, ma come non lo hai dimostrato da un anno a questa parte. Quindi, ciao Freddy, magari Ranieri, magari Dudinus, magari. Finora il giocatore più deludente del Cagliari è quello che ti ha sorpreso. Per ora è deludente Cacciatore. E quello che mi ha sorpreso Nandez. Nandez e Rog mi hanno sorpreso. Posso chiederti quanto hai pagato il biglietto? È un regalo, quindi non penso si possa dire. Non lo diciamo che è meglio. Anche perché è un regalo, quindi.
Tifa Roma da minimo 30 anni, ora ne ha 40 e qualcosa. E vabbè, non tutti nascono bene, dai. Io non voglio vantarmi, però come portiere Olsen assomiglia a me, soprattutto nella reattività. Ma lo spero per te, Michele, lo spero per te. Ma solo a me, fino ad ora, Rog non ha entusiasmato? Non lo so, cioè, secondo me sì. A me fomenta da morire Rog. Perché in fase offensiva non è il massimo. Però quando si tratta di andare a pressate, fa contrasti, è un trattore. A parte sta sempre col culo per terra perché sta sempre a far scivolate. Sta sempre col culo per terra, infatti ogni volta pare che si è cagato sotto. C'è tutto il marrone della terra sul culo. Tralasciando questo. Però c'ha una capacità di, in fase di possesso palla avversario, di mettersi tra pallone e giocatore avversario che io l'ho vista in pochissime persone. Rog fortissimo, ieri un po' male, però ci può stare assolutamente. Rog a Napoli non se lo inculava nessuno. E a me è quello che mi è strano, Lorenzo. Non riesco a capire come è possibile che Rog a Napoli non se lo inculava nessuno. Mi pare veramente strano. Secondo me è fenomenale. Nella descrizione, Francesco, l'ho anche scritto, c'è scritto, c'è scritto in descrizione, sotto, sotto. Vabbè, ma in un centrocampo coi controcazzi. Sì, è vero, però mi aspettavo che comunque giocasse con più continuità, che il Napoli ci puntasse di più, capito? Ma poi ne fai altre di queste live, certo, ovviamente. Non le farò tutte le fila, però comunque sta settimana conto di fare almeno un'altra live, sicuramente. Almeno un'altra sicura. Anche perché mi gusta, cioè, secondo me la live è migliore dei video perché c'è un rapporto subito, diretto. Quindi, poi a me, per uno logorroico come me a cui piace chiacchierare, è spettacolare. Io più sorprendente Olsen e deludente, ok, mo lo scriverai Freddy. Anche Olsen ha sorpreso, perché comunque arrivava con quella stagione alle spalle alla Roma che era brutta brutta. Bella Miro, le tue live sono una droga, e addirittura. Non vedo l'ora perché mi sei molto simpatico. Grazie mille, Vincenzo. Se dovessi scegliere tra Cagliari, Roma e Juve, sceglierei il Cagliari. Bravo. Cacciatore, ma si sapeva non avesse grandi qualità. Quello è vero, però Cacciatore per quello che ha fatto vedere comunque l'anno scorso aveva fatto ben sperare, perlomeno a me, perché ho detto, ah, forse non abbiamo preso una vera e propria pippa, però guardandolo adesso è illegale, ma nel senso opposto di Nandez. Cioè, Nandez è illegale perché è una belva, Cacciatore è illegale perché è un obbrobrio. È un obbrobrio. Ed ha giocato 90 minuti ieri. Pah. Ma Mattiello? Esiste? Io non lo so. Mm, non so se esiste Mattiello ancora. Cioè, per quello che ne so io può essere anche morto. Ah. Infatti mi è dispiaciuto di essermi perso i primi 20 minuti, ma non ti preoccupare, Christian, non ti preoccupare. Però anche da Birsa voglio vedere di più quando gioca. Anche. Eh, Secondo te chi avrà più possibilità di vincere, il mio Napoli o il Genk? Napoli. Sulle carte è Napoli.
c'è Pinna al posto di Cacciatore che ha giocato le prime giornate in Coppa Italia molto bene, ma infatti non riesco a capire. Ma ci sarebbe anche Mattiello, capito? Ma Cacciatore non può giocare 90 minuti ormai. Ciao Miro, ciao Mano Rossi. È stato difficile essere un tifoso del Casseddu a Roma, intendo a livello di rotture di coglioni e sfottò. Precedentemente sì, precedentemente sì. Soprattutto da parte dei romanisti. Però col tempo ho iniziato sinceramente a fregarmene. A parte che so quasi spariti ormai le prese per il culo e gli sfottò, perché che c'hai da pià per culo? Cioè, io tifo Cagliari, a te che cazzo te frega? Perché me devi pià per culo? Cioè, se mi prendi per il culo vuol dire che quello disagiato non sono io, ma sei tu, capito? Però tutto sommato bene. Sì, ho fatto anche un video apposito, lo trovi sul canale. Che poi se non mi sbaglio si chiama Come essere un tifoso del Cagliari a Roma. Fantasia portami via, eh. Allora, secondo te chi Ok. Secondo te chi dovrà segnare Mertens, Llorente o Lozano? Segna Mertens, così Lozano mi segna in campionato che ce l'ho al Fanta. Squadra di Serie A che ti sta deludendo, Milan e Sampdoria. Grande Miro, grazie per la risposta. Ci mancherebbe. E, squadra che mi sta sorprendendo. mm, Nessuna per adesso. Non c'è nessuna squadra che mi sta sorprendendo. La tifoseria più calda e casinista che hai visto a Roma? Ma in che senso? Non ho capito benissimo la domanda. Cacciatore va restituito al Chievo prima di subito. Purtroppo è a titolo definitivo, ormai è nostro. Ciao, secondo te il Milan andrà in Serie B? Se continuate con Giampaolo c'è il serio rischio, cioè non è per cattiveria, però c'è il serio rischio. Dai, povero no, ma non l'ho detto per cattiveria, cioè nel senso, per quanto ne ho visto io di Mattiello sul campo, per me può essere morto, perché chi l'ha mai visto? A me sta deludendo la Samp, sorprendendo il Verona, che gioco meritava di vincere 10-0 contro l'Udinese. Però il calcio non è uno sport meritocratico, purtroppo. Quindi, però, cioè, secondo me il Verona non è una vera e propria sorpresa, perché comunque ha buoni giocatori. Come è venuto il San Paolo? Sinceramente il San Paolo è da buttare giù e rifà da capo, non puoi insultare, cioè non puoi rifare soltanto i seggiolini e spacciarlo per uno stadio nuovo. Lì lo devi rifare da capo, è tutto pericolante. Più si fanno risultati positivi e meno ci sfottono, ma a me degli sfottò non mi importa niente, perché se ci sfottono vuol dire che stanno a rosicare. Oppure che si sentono in difetto rispetto a noi e quindi hanno bisogno di piacere per culo. E a me quando mi sfottono io gli rido, gli faccio un bel sorriso, gli faccio vedere che così mi stanno a dare importanza, capito? Dicono che siano i napoletani più casinisti nel settore ospiti dell'Olimpico. Ah, ok, non lo so, non te saprei dire. Io ci sono andato poche volte all'Olimpico e quando ci sono andato sempre a vedere il Cagliari nel settore ospiti, quindi non ti saprei dire. Due volte ci sono andato che non giocava al Cagliari, una volta ero un ragazzino, la mia prima volta allo stadio tra l'altro, che fu un Lazio-Porto se non mi sbaglio, che finì 0-0, nemmeno me la ricordo, e poi l'ultima volta che sono andato era la Lazio quando ha fatto i preliminari di Champions contro il Leverkusen. E erano 5 gatti quelli del Leverkusen, quindi non fanno nemmeno tutto sto casino. Lo sai che il 5 ottobre faccio gli anni e il 6 ci sarà Roma-Cagliari, quindi il regalo migliore sarebbe almeno un punto all'Olimpico, assolutamente.
Per me fu ieri la prima volta allo stadio. Che figo. Sabato andrai allo stadio per la terza volta, no, domenica, no sabato. E a vedere il Cagliari, allora sono andato a Siena-Cagliari, Lazio-Cagliari, Roma... no, sarà la quarta volta, quarta. Terza però all'Olimpico. Sei allergico a qualcosa? Al lattice. Ti piace di più Juventus o Juventus? Juventus perché sinceramente non provo nemmeno gusto a pià per culo a Juve. Comunque la Roma ha problemi in difesa, sognare non costa niente, pure PN3 non costa niente, quindi siamo comunque con gli occhi ben aperti. Siena Cagliari dove? A Siena, ovviamente, nello stadio del Siena, sì, com'è? Fa letteralmente cagare, è veramente bruttissimo lo stadio del Siena. A discapito della città che è molto molto carina, lo stadio del Siena fa veramente cagare. Sembra pericolante, pare che crolla da un momento all'altro. Che poi tra l'altro sotto le tribune non ci stanno i piloni che tengono le tribune, non so per quale assurdo motivo. E praticamente c'è proprio un parcheggio sotto alle tribune che a me a parcheggiare lì la macchina mi metterebbe ansia perché pare che crolla. Comunque non mi ricordo chi, qualcuno prima mi ha chiesto se c'avevo la patente e non gli ho risposto e no, non ho la patente. La prima volta allo stadio è indimenticabile, un brivido lungo la schiena quando si vede il campo per la prima volta, eh sì. Madò quanto mi sta sul cazzo Pazzeni? Anni fa disse che lo stadio di Cagliari è uno stadio costruito da che? Pazzini, credo. No, Pazzeni. Credo intendessi Pazzini. Ma ragazzi, lasciamoli parlare quando dicono queste cose, ma a noi che ci frega? Cioè, sono loro che risultano ridicoli. Quindi, secondo te chi conquisterà il primo, il secondo e il terzo posto della Serie A? Primo spero l'Inter, ma giusto perché mi sono rotto il cazzo che vince la Juve. Secondo Juve e terzo Napoli, butto così. Cagliari va in Europa League. Speriamo. Vedi meglio il Cagliari o il Milan attualmente? Per forza di cose il Cagliari. E noi purtroppo ci abbiamo la sfiga che il Milan lo becchiamo le ultime giornate perché sarebbe stato bellissimo beccarlo adesso. Che poi la cosa bella è che alla prossima partita ci stanno i due allenatori che si giocano alla panchina perché c'è Andreazzoli da una parte e Giampaolo dall'altra. Buonasera Danilo, buonasera. Ormai l'Atalanta è una big? Ha bisogno di confermarsi per essere una big. Ciao Destrox, mi devi dire una cosa, dimmi tutto, dimmi tutto. Napoli-Liverpool 2-0, ma non c'è la sosta? Tra... non questa, la prossima mi pare. Conferma è stato bellissimo, si vedono sta bene i giocatori, la Sardegna Arena è fantastico. L'Olimpico purtroppo è una merda perché c'ha quelle piste d'atletica del cazzo e fa veramente cagare, non si vede una minchia. Ma il Genoa pure è una mezza delusione perché comunque mi aspettavo di meglio dal Genoa. Ma non è detto che il Genoa prenda Gattuso, perché se Giampaolo va via, sicuramente Gattuso andrà al Milan, non andrà al Genoa. Non si vede nulla dal settore ospiti, vero? Ma guarda, non si vede nulla dappertutto. Quelli che si vedono meglio sono la Tevere, che per farvi capire, quando giocano all'Olimpico, la Tevere è la tribuna che vedete proprio davanti alle telecamere, e poi c'è la tribuna dietro le telecamere che è la Montemario. Quelle sono ovviamente le due dove si vede meglio per forza le cose. Si vede meglio. Devo dirti la verità, la Juventus sta facendo meno gol rispetto all'altra volta. Ne sta facendo meno perché con Sarri ha trovato un altro tipo di gioco e ne subisce pure di più. Beh, anche al San Siro non si vede niente. Io questo non lo so. Tra l'altro sono uno dei pochi, penso, anzi sicuramente,
a cui non piace San Siro. A me San Siro è uno stadio che non è mai piaciuto. Non riesco a vederci il bello in quello stadio, non lo so. Sarò io, oddio, ho fatto casino, scusate. Sarò io, ma non riesco a farmelo piacere San Siro. Ah, io lo chiamo Pazzeni per evitare di chiamarlo con nome proprio, addirittura. Guarderai la Champions League martedì e mercoledì? La metto su diretta gol e basta. Dai Miro, San Siro e la scala del ma assolutamente non ne discuto la storia, per carità. Non fraintende quello che dico. Non discuto la storia, il fatto che sia uno stadio storico e tutto quanto, però tutti dicono che è bellissimo, a me non mi piace. Non ci posso fare niente. Oh, a me San Siro non mi piace. Che ce lo fa? Poi lo so che te sei del Milan, quindi a maggior ragione, però a me San Siro proprio non mi piace. Non ci posso fare niente. Ah no, poi l'ha scritto Davide, no? Milan AC 1899. Anche al Bentegodi non è che si vede stra benissimo. Quando ci stanno le piste d'atletica di mezzo è normale. Giampaolo Andreazzoli, non so chi sta peggio, infatti. Fidati, è orribile San Siro, ci sono stato a luglio per un concerto, hai quella sensazione di chiuso che manco in carcere prove. Bagni anni 50. Non a caso dovrà essere demolito. Ma l'hanno detto, infatti. C'è una cosa strana perché tutte le squadre cacciano la scienza con il mio Napoli e poi contro la Juve perdono. Ma non so se è il mio Napoli che non è buono o sono le squadre. Questo secondo me è un pregiudizio. È un pregiudizio. Andrai a vedere Roma Cagliari? Anzi. Il Bentegodi quando giocano i nostri cugini del Chievo riuscivano a occupare un sesto di tutto lo stadio. Secondo me pure meno. Erano più tifosi ospiti che quelli del Chievo. Lo so, infatti a me sta sul cazzo il Chievo proprio per questo motivo. Oh, bella Matti. Maranna era a Catania, era arrivato sotto l'Inter. Sì, ma Maranna a Catania poteva pure vincere lo scudetto. Sai a me che cazzo me ne frega. Non è che voglio rispondere male a te, eh. Però io non sopporto mai sti discorsi, Maranna a Catania ha fatto bene, quel giocatore in quella squadra ha fatto bene. Conta relativamente quello che fanno le altre squadre. A me importa quello che fanno quando stanno col Cagliari. E se fanno cagare col Cagliari, fanno cagare punto, a prescindere da quello che hanno fatto prima e da quello che faranno dopo. Ma voi della Casteldo Schiudi dove siete esattamente? Allora, Mattia, questo qua di Armat l'Eccelso è di Torino. Freddy è vicino Udine, Pordenone Udine, credo. Poi c'è Andrea che è toscano, provincia di Livorno. Poi ci sono io che sono di Roma. Poi c'è sempre Samuel che è di Torino. E poi c'è Nicola che è della provincia di Modena, che abita in provincia di Modena. Provincia di Pordenone, ok. Sì, sì, Nico è sardo. Sardo. Sì, sì, sardissimo. Giochi a Fortnite? No, perché non ho la Play 4. Ho ancora la Play 3. Cagliari a Roma da quanto tempo non vince? Allora, credo da quando vincemmo 4-2 all'Olimpico, ma non ne sono sicuro. Ciao Candy, alla prossima. Guarda, adesso ti do la conferma di da quanto tempo è che non vince il Cagliari all'Olimpico. Allora, quando cazzo sta la Roma?
Roma, 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 Roma. Ok, qua no. Roma, Roma. Ok, qua no. Allora, per adesso l'ultima vittoria è del 2011-2012, però ti dico se ce n'è un'altra. No, c'è quella del 2012-2013 per adesso. Scusate un attimo, ma devo controllare. Qua 0-0. Roma, Roma. Qua 2-0. Qua no. Qua no. Qua no. Qua no. Eh sì, l'ultima è targata 2012-2013. Fammi rivedere. Eh sì. Ieri, Ieri notte, nella live dell'Asso di Roma, ti ho sponsorizzato di brutto. Gli utenti presenti dicevano che non esistevano romani che tifavano il Cagliari. Ho detto a tutti che Miro è romano e che tifa Cagliari. Mi ha fatto pubblicità, grazie. Grazie, Destrox. Ciao Atomic. Va bene, Vincenzo, a dopo. Ah, l'ha scritto pure te, Christian. Grazie, avete fatto pubblicità. E il Kabir, che ricordi. Hai visto il video di Bassano sei tu? Purtroppo sì. La Salernitana andrà in Serie A. La Salernitana c'è una bella squadretta comunque. No, ora a parte gli scherzi vi posso assicurare che a Verona il 90% sono dell'Hellas, una piccolissima percentuale è del Chievo. Ma si vede anche dall'affluenza allo stadio, eh. Si vede dall'affluenza allo stadio. Cioè, secondo me non stai dicendo nulla di nuovo perché è palese. Se faccio qualche vittoria reale te la dico. Non so nemmeno cosa sia la vittoria reale, quindi ok, va bene. Tutto a posto, te Atomic? Tutto a posto? No, perché un tuo fan ha scritto a Verona c'è solo il Chievo ed è una stronzata assurda. Vabbè, ma regà, l'avrà detto per sfotte, sicuramente. Sì, ultima vittoria nostra fu il 4-2. Esatto. Sei mai andato alla Sardegna Arena? Purtroppo no. Purtroppo no. Significa quando hai ucciso tutti su Fortnite rimani solo tu. Ah, ok, ok. Ok, non lo sapevo. E la curva Montemario la Montemario è una tribuna, non è la curva. La Montemario è quella, fai conto, tu guardi una partita della Roma o della Lazio che gioca in casa. La tribuna Montemario è quella che sta tecnicamente dietro le telecamere, è quella dove sempre c'è sta Lotito, ci stanno i dirigenti, quella è la tribuna Montemario. Ed è da lì che generalmente si vede meglio la partita, sia lì che in tribuna Tevere, e la tribuna Tevere è quella che vedi proprio direttamente quando guardi la partita, vedi una tribuna davanti e quella della tribuna Tevere. Tutto bene, ancora la sconfitta da digerire che avete fatto al San Paolo. Quindi è dura da digerire, penso. Comunque se vinco una te la dedico. Grazie, Vince, grazie. E buona live, grazie mille. Quindi il top. Eh sì, è quella che costa di più. È quella che costa di più. Ero io che ho mosso la polemica.
nella live di Azzo. A Roma sei nel settore ospiti? Tecnicamente no. Tecnicamente no perché sto in curva nord. Però farò di tutto per entrare nel settore ospiti. Farò veramente di tutto. Voglio sta con quelli del Cagliari. In mezzo ai romanisti io non ci voglio sta. Non ci voglio proprio sta. Come cazzo fate a simpatizzare il Chievo? Io non la farei mai, manco sotto tortura. Non importa, non si possono vincere se sprechi tanto. Ora dal mio Napoli voglio concentrazione in Champions e spero la mia Salernitana venga in Serie A perché stiamo vincendo partite assurde. Ah, quindi te principalmente sei da Salernitana? O principalmente sei del Napoli? Non riesco a capire. Mi hai messo un po' di confusione. Mi hai confuso un po' le idee. Così mi deludi. Oh, a me il Chievo mi sta veramente sui coglioni. Ti giuro, se il Chievo si costruisse uno stadio fatto apposta, tipo il tombolato di Cittadella, e andasse a giocare lì, non mi starebbe più sul cazzo. Ma a vedere il Bentegodi vuoto e giocarci lì una squadra di Serie A me girano i coglioni. Mi è andata sul cazzo. Mi dà fastidio. Come vai all'Olimpico? Con l'autobus? Vedremo, o con la macchina o con l'autobus. Ovviamente io non ce l'ho la macchina, ci andremo con quella di mio zio o di mio cugino. Però eravamo indecisi. Eravamo indecisi. Forse con l'autobus, ma vedremo. L'importante è arrivarci. Pure a piedi, mi frega un cazzo. No, no, sono di Salerno, ma principalmente del Napoli, eh. So che suona strano di fare entrambe perché le compagini si odiano, ma io sono attaccato alle mie radici e tifo la mia terra. Ma fai bene. Però, dato che sei di Salerno e quindi tifi anche Salernitana, posso dirti, posso, fa- posso fare il balletto o mi lanci roba anche tu? Chissà chi se lo ricorda, il balletto di Teio. Tipo il Paolo Mazza, ma il Paolo Mazza già è molto più grosso del tombolato. Ma quando ti alzi dopo i gol durante la live, vai a prendere pugni qualcosa? Sì, ti faccio anche vedere cosa. Vado esattamente a prendere a pugni il muro, decisamente, cioè più o meno in questa zona, ma perché nel muro accanto ci abita mio zio, ok? E quindi quando facciamo gol è consuetudine qui prendere a cazzotti il muro per esultare. Siete esagerati nei confronti del Chievo? No, secondo me non so esagerato. Secondo me no. Mi stanno sul culo sia il Chievo che anche il Sassuolo. Eppure il Sassuolo. Cioè, va a vedere la Reggiana che gioca in Serie C, c'ha il triplo dei tifosi del Sassuolo. Un malloso impallato ci ha porcati Marco Sau. Bravo, questa autoironia mi piace moltissimo, bravissimo. Ho un'idea, perché non porti un vlog per Roma Cagliari? Ci sto a pensare. Vedremo, vedremo. Però li dovrò fare con questa. Con questa qua. Però io non so, perché già il fatto che comunque
tecnicamente io ho biglietti per la curva nord e devo chiedere pure di farmi entrare nel settore ospiti, però non vorrei che vedono pure la telecamera e non mi fanno entrare, quindi non saprei. Devo vedere. Il Chievo è una grande favola calcistica. Era una grande favola calcistica. Non lo è più, ma da anni. Comunque ti sto seguendo anche su Instagram. Grazie mille, Vincenzo. Io sono ancora scioccato per le magie di Ribéry. Che ne pensi? Non l'ho vista. Non l'ho vista. Ma parliamo della piazza di Taranto. Quella è una piazza da Serie A, così come i suoi tifosi. Totalmente d'accordo. Come quella del Foggia. Sono piazze spettacolari, ma per quanto sinceramente non provi tantissima simpatia, non me ne voglia Atomic, ma anche la Salernitana c'ha una tifoseria bestiale, quindi potessi fare un vlog come hai fatto per Caparezza. Ci ho pensato, tra l'altro questa maglia è di Caparezza, e ci ho pensato, però devo vedere, devo vedere. E ti mando anche la vittoria della foto reale che se la foto della vittoria reale che ho fatto prima, va benissimo. Ieri lo stadio era strapieno, c'è un bellissimo tifo, hai visto? Sì, ho visto. Ed è stato bello. Vedere lo stadio sempre così pieno è bellissimo. Ma per entrare in curva non bisogna essere nati a Cagliari? Non ne ho idea. Bisognerebbe averci la tessera del tifoso, ma io non ce l'ho. Siccome non sto seguendo più il nostro Marcolino Rogga, a parte contro di noi, come sta giocando? Secondo me bene. Secondo me bene. Sta giocando molto molto bene. Ieri Ribéry ha fatto un partitone e un grandissimo gol, favoloso. Ribéry è un signor giocatore. È un signor giocatore. Anche i tifosi della San Benedettese sono di un altro livello. Ce ne stanno le squadre che purtroppo hanno una tifoseria bellissima, ma militano in serie che non gli rendono per niente giustizia. Allora, io dovrò andare a novembre a Roma per un concorso. Posso chiederti un consiglio se è possibile? Ma ci mancherebbe. Ho paura di prendere la metro. Io sono nella provincia di Verona e da noi non c'è. È pericolosa? No, non è pericolosa. Sai che metro devi prendere? Almeno ti do dei consigli, più o meno. Il Chievo lo schivo dopo la vicenda di Riberto. Il gol che ha fatto Ribéry contro l'Atalanta mi è piaciuto molto, non ho visto nemmeno quello. Ma sbaglio, al Bayern Ribéry giocava come terzino? Non credo. Forse giocava come esterno a tutta fascia, ma come terzino dubito. Dubito fortemente. Sarei contento. Cioè, piano. Se tu vuoi fare un gemellaggio tra Cagliari e Chievo, con chi ti gemelli? Perché non c'è nessuno del Chievo. Cioè, è un gemellaggio molto difficile da fare. Con chi ti gemelli non c'è nessuno. E non mi dica un pregiudizio perché è verissimo. Non sto esagerando, Christian, te lo assicuro. Cioè, non c'è nessuno. Arrivo a Fiumicino, mi reco in stazione Termine e poi devo fare 4-5 stazioni fino a Lepanto. Solo che la devo prendere di notte e mi hanno detto che è piena di zingari, borseggiatori e tossici in metro. Allora, i zingari, notte, giorno, mattina, sera, ci stanno sempre. Non ti preoccupare. Te più fai vedere che c'hai paura e più loro te vogliono inculare. Quindi i zingari sono una costante a Roma. Allora, calcolando che tu devi arrivare da Fiumicino alla stazione Termini, devi prendere il treno e precisamente dovresti prendere che tra l'altro è il treno che passa anche qui vicino a me, il treno che da Fiumicino poi te fai Fiera di Roma, ehm,
Ponte Galeria, Muratella, Maiana, Villa Bonelli, Trastevere. Tu a Trastevere scendi, devi prendere il treno che ti porta a Termini o a Trastevere a Ostiense, che non mi ricordo quale sia perché quel treno non ti ci porta a Termini, quindi devi prendere due treni. Poi da Termini devi prendere la metro A e ti sei salvato perché la metro A non puzza. Quindi ti sei salvato, la metro A non puzza. Fino a Lepanto, Lepanto tra l'altro ci lavorava la ragazza mia, solo che la devo prendere di notte. Non ti preoccupare, vai tranquillo, vai tranquillissimo. Gli zingari ci stanno, ma non ti rompono il cazzo generalmente. Il Milan davvero pietoso, ma ha tutto sbagliato già dal modulo, siccome con quegli esterni usano il 4-2-1-2 senza senso. Poi Giampaolo è mediocre come allenatore, da metà classifica. Secondo me non è mediocre, però non è l'allenatore da Milan, punto. La Northside ha circa 1000 spettatori li fa. 2 anni fa il Chievo aveva circa 10.000 abbonati, anche più dell'Hellas. Allora si nascondevano bene. Che te devo dire, Christian? Si nascondono bene. E poi 1000 spettatori è triste, è molto molto triste. Io da tifoso del Chievo vorrei un gemellaggio con l'Udinese. A me sinceramente dei gemellaggi me ne sbatte il cazzo. Buonasera Giorgio. Gli zingari sono una costante. Attiva pomeriggio, sera, notte a Roma ci stanno sempre. È vero, è vero. Sono una costante gli zingari. Purtroppo. Poi, dato che la devi prendere di notte, la metro A è quella che si riempie proprio di più. La metro A è quella che si riempie di più. Però di notte la dovresti trovare, non dico vuota, comunque non ci dovrebbe stare tantissima gente. Ma te li rompono i coglioni? Dipende sempre da quelli che trovi. Perché non me va di fare tutta l'erba un fascio. Alcuni li rompono il cazzo, altri no. Per esempio, mo qui da me è andata in giro la moda che i zingari generalmente hanno una zona loro, diciamo, che non è il campo rom, nel senso proprio su strada, e mo gli è girato il cazzo da annacchiare l'elemosina qua per tutta la zona mia. Quindi mi sono sempre chiesto, ma i sardi, data la propria posizione geografica e praticamente allineate via mare con il centro-nord Italia, di che parte si sentono, sud, centro o nord? Questa domanda rivolgila a loro perché io non posso rispondere, ovviamente. Penso che ti risponderanno col fatto che loro si sentono sardi, punto. Albi pensa io sono anni che vorrei l'Udinese in B che ha cagato la minchia. Sembrano un centro d'accoglienza. Più che altro vedere un Udinese ridotta così. mm. Vabbè, notte nel senso le 21 di sera, ma dato che siamo a novembre è già tutto sì, sì. Insomma, insomma, Davide, non credo, eh. Peggio degli zingari, Codino penso saperci sono i testimoni di Geova.
quelli proprio non li sopporto io. Io quelli proprio non li sopporto. Mamma mia. Purtroppo a me non mi si avvicinano più. Rosico. Rosico da morì. Non mi si avvicinano più. Che rosicata. Quanto vorrei che mi fermasse un testimone di Geova, guarda. Vabbè, basta, sti cosi hanno rotto il cazzo, sti banner. È vero che conosci Joker, fratello di Ciccio Gamer? Sì, 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 verissimo. Io andavo a scuola con lui. Cioè, lui veniva nella mia stessa scuola, solo che quando io facevo il primo, lui faceva il quinto. E tra l'altro, da quello che so, anche Ciccio Gamer ha fatto la mia stessa scuola, però lui è più grande di me e quindi non sono riuscito a beccarlo. Però Joker sì. E all'epoca faceva il DJ. All'epoca faceva il DJ. E la cosa bella è che l'ho ribeccato l'anno scorso, tra l'altro il 10 novembre, il giorno prima del compleanno mio, e mi ha fatto stranissimo perché me lo sono ritrovato davanti, perché adesso lui è fidanzato con una della mia stessa zona e che veniva anche in classe con me alle elementari, e me lo sono ritrovato davanti, sta amica mia Valentina gli fa a Joker, oh ma te lo ricordi lui? E lui mi fa, come no, me lo ricordo all'occupazione del primo. Io tipo, come fa questo a ricordarsene me? Oh, mi ricordava. E mi ha fatto un effetto stranissimo. Stranissimo. Sì, sì, Lorenzo. Sì, sì, sì. È sempre stato abbastanza grosso. È sempre stato abbastanza grosso. E quindi sì, andavo a scuola con Joker. Ma la scuola era lo scientifico Keplero. Allora, io innanzitutto... Beckenbauer. Chi? Valentina? È una bella ragazza, Valentina. Ma la scuola era lo scientifico Keplero. Allora, innanzitutto non so come tu, perdonami la cattiveria nuda e cruda, ma non riesco a capire tu come cazzo fai a conoscere il Keplero, primo. Non so come fai. E secondo, no, non era lo scientifico, non era il Keplero. Non so come cazzo fai a conoscere il Keplero. O sei di Roma e tifi Verona, come fai a conoscerlo? Comunque se continua così Nandez a fine anno lo vogliono nel centrocampo del Napoli. Hai mai visto dal vivo Chef Rubio? No, Chef Rubio no. Dal vivo di famoso ho visto quello che commenta le partite ormai del tennis su Sky, che prima commentava la Roma, come cazzo si chiama? Come cazzo si chiama? Non mi viene in mente il nome. Poi ho visto Callejon, Piniglia e basta. No, Mangiante è quello che va sempre a Trigoria. Però non mi ricordo come si chiama quello che abbiamo beccato noi. Perché seguo molto quegli youtuber e mi ricordo che nominavano questa scuola. No, ah, ecco, svelato l'arcano. No, non era il Keplero. Se proprio lo vuoi sapere, era l'alberghiero Tor Carbone. Però sia io che lui andavamo in una succursale di Tor Carbone che si chiamava Elsa Morante. Quindi, che tra l'altro è la nostra scuola andò anche alle Iene nel famoso servizio dei contributi volontari che spacciavano obbligatori, non so quanti se lo ricordano.
A me hanno fermato da poco i testimoni di Geova, io, gli ho insultato in sardo e non mi hanno più risposto. Giusto. Paolo Bonolis dal vivo no. E come cazzo si chiama quello che avevamo beccato? Oddio, The Sky. Con la I, comincia tipo con la I. Non mi viene. Mi pare poi che cominciasse con la I. Ci spieghi come mai sei finito in TV? Ci sono finito 3 volte. Quali delle 3 vuoi sapere? Come si chiama? No, Federico Zancan. Oddio, regà. Inviati Sky Sport. Regà, quando mi fisso con una cosa la devo andare a vedere. Eccolo, Stefano Meloccaro. Stefano Meloccaro. Non me veniva. C'era lui al posto di Mangiante. Perché io e un amico mio eravamo fissati con Angelino Mangiante, dato che all'epoca un amico nostro abitava proprio davanti ai campi della Roma, a Trigoria. Ho detto, oh, andiamo a trovare Mangiante e c'era Stefano Meloccaro. Bellamiro per il jazz. Quale? Quella che hai messo su Instagram, hai messo pure la foto. E se non mi sbaglio, ho messo sia quella volta che sono stato intervistato da Sky Sport, che sia quella di quando ero ragazzino. Dipende quale delle due. Spero che un giorno tu entri come Ultras del Cagliari, sì, oggi è Cassaguagliò. Guarda, a me mi hanno contattato per entrare su Arena Sportiva e su Anche oggi si vince domani. Ho rifiutato tutte e due le volte perché quelli sono tipo di pagine che a me proprio non mi piacciono per niente, mi sembrano stronzate. Come mai ti ha intervistato Sky Sport? Mi ha intervistato Sky Sport perché ero finito lì a Trigoria col mio gruppetto d'amici dopo aver finito scuola, cioè dopo usciti da scuola siamo andati a casa di questo amico mio che abitava davanti ai campi di Trigoria e abbiamo trovato Stefano Meloccaro e ci siamo stati intervistati da Sky Sport 24. Purtroppo non riesco più a trovare il video perché rosico, però effettivamente è successo. Ciao Aleandro, ma niente di che. Raccontaci cos'era successo per la storia delle Iene. Che praticamente la nostra scuola spacciava i contributi volontari, quindi ovviamente non erano obbligatori. Se tu volevi pagarli, li pagavi, altrimenti andava tutto bene. Al posto di spacciarli per volontari, li spacciavano per obbligatori, ma non era una cosa solo della nostra scuola, era generalmente di tutte le scuole. E quindi la nostra preside è finita sulle Iene, tra l'altro intervistata da purtroppo Nadia Toffa, ehm, in cui diceva che chi non pagava non veniva ammesso a scuola, semplicemente questo. Quindi ci siamo ritrovati tutti a pagare per molto tempo dei bollettini costretti perché eravamo costretti, quando in realtà non potevamo tranquillamente non pagarli. Stiamo parlando comunque di cifre intorno ai 200-300 euro, quindi non spicci, ok? Conosci parolacce in sardo? No, praticamente no. Su Anche oggi vinciamo domani c'era Andrea Mereu, ora non c'è più. No, è uscito anche lui perché pure lui non, ha detto non era un tipo di pagina in cui mi trovavo a mio agio. E infatti poi a me mi ha contattato. No, non era Anche oggi vinciamo. Ah sì, sì, Anche oggi vinciamo domani. E a me mi ha contattato Pablo Giallorosso per entrare dentro a quella pagina. Gli ho detto, guarda, contatta Andrea, faccia entrare Andrea perché a me quel tipo di pagina non mi piace per niente, quindi non ti faccio nemmeno sprecare tempo.
Quando poi Andrea è entrato e poi è uscito, Andrea mi ha contattato di nuovo a me, dicendo, oh, ma tu vuoi entrare in quella pagina? Ho detto, guarda Andrea, veramente so io che ho fatto entrare te lì dentro. E, e niente, non è un tipo di pagina che mi piace. Per il gesto a chi ti ha chiesto Nandez a fine stagione. Eh beh, era dovuto. Ma quindi Ciccio e il fratello abitano nella tua stessa zona? No, non abitano nella mia stessa zona. E anche oggi vinciamo noi, mi sa di tumorata da Normi e stile calciatori brutti. Ma calciatori brutti a me mi gusta, però anche oggi vinciamo domani quelle pagine di quello stampo non mi fanno impazzire. Poi sinceramente a me non lo so, quando so che io devo rappresentare il Cagliari e devo stare in mezzo ad altre squadre, sinceramente tendo ad evitare, perché io, essendo del Cagliari, voglio stare con quelli del Cagliari, non voglio stare in mezzo a quelli delle altre squadre. Se quelli delle altre squadre vogliono parlare con gli altri, eccetera, eccetera, va, facciano, se non sono liberi di fare quello che cazzo gli pare. Però a me sinceramente dà fastidio di parlare del Cagliari con gli altri, con tendenzialmente gente che non capisce un cazzo del Cagliari. E quindi preferisco sempre rimanere con voi, con chi del Cagliari ne capisce. Ah, Miro, forse sono fuori contesto, però io ho fatto le professionali e ogni anno solo l'iscrizione spendevi 160 euro e l'iscrizione tra l'altro era obbligatoria, ok? Quindi l'iscrizione per forza. Che poi tra l'altro già l'iscrizione 160 euro, se tu fai l'alberghiero il primo anno devi prendere tutte e tre le divise, quindi cucine, sala e ricevimento, e costano tanto. Poi in più mettici i libri, i buoni ti passano pochissima roba, è una spesa, è una spesa. Anche nella nostra scuola rompono il balle con sto contributo volontario da pagare per forza per fare il GIDE. Se si chiama volontario c'è un motivo. Esattamente, esattamente, ma non lo pagare. Se a te ti dicono che, per esempio, spero che non succeda mai, che lo devi pagare e tu non lo paghi e loro ti minacciano, tu puoi tranquillamente fare la denuncia. Puoi tranquillamente farla. Chiedere a Mattia, un Nicola o Samuel, a me piacerebbe un ultras del Cagliari. Gli si potrebbe chiedere, perché no? Se me lo richiedono, chiederò a loro. Vedremo. Sono pagine per sotto. E a me è quello che non mi piace. A me non mi piace. Io, se devo parlare del Cagliari, ne devo parlare con i cagliaritani. Devo parlare con la gente mia, no con l'arte. Io con l'arte non c'ho un cazzo a che spartì. Tanto parlano sempre di Juve, Inter, Roma, Napoli, Milan, delle grandi squadre. Delle grandi squadre ne parla già abbastanza Sky Sport, Mediaset Premium, DAZN, cazzi e mazzi. A noi ci pensiamo noi, ci autogestiamo. Non voglio essere lo schiavetto di nessuno. Comicità riciclata da 10 anni con la solita ignoranza e la solita diletta leotta. Però sinceramente, se te lo dico la verità, Giorgio, a me mi diverte comunque. A me mi diverte molto. Io vado a prendere una birra al bar. Quando la prossima live? Ormai è un tifoso dell'Hellas tra i due iscritti. Complimenti, mi piace molto. Grazie mille, Lorenzo. La prossima live sicuramente questa settimana ne arriverà un'altra. Non ti saprei dire il giorno preciso, però comunque questa settimana ne arriverà un'altra. Grande mira, due palle così. Esagerato, Testrox. Esagerato. Grazie mille, Christian. Infatti è una spesa l'alberghiero. Scusa Miro se non mi ricordo, ma quella protesta era per le superiori? Quale protesta? Son pagine per Ultra, ma nemmeno Ultra, perché è facile essere Ultra tramite uno schermo. Potrei esserlo tranquillamente pure io un Ultra tramite lo schermo. Troppo facile. Quindi, no, no, ormai faccio il quinto scientifico, me ne sbatto. Poi dopo all'università, tutt'altra vita. La verrò a fare lì a Roma. In bocca al lupo.
Alla fine hai ragione, Miro. Noi siamo una famiglia, assolutamente. Forza Castello, sempre. Ciao Fabri, quella della scuola dove eri finito in TV. Ma non ci so finito io direttamente. Alla mia scuola sono venute due volte. Una volta per il contributo e una volta sempre per il contributo, però quando scuola era occupata. E tra l'altro in quarto, perché in quinto poi mi hanno spostato di sede, in quarto io ero, diciamo, una sorta di capo organizzatore dell'occupazione. Ero uno di quelli addetti a gestire tutti i corsi e tutto quanto, perché sì, l'occupazione è bella perché non fai un cazzo, ah ah ah. Però noi non è che avevamo occupato soltanto, era occupazione e autogestione contemporaneamente, perché a noi entravano i professori all'inizio, facevano l'appello, poi uscivano per forza e noi ci gestivamo i vari corsi. Sì, ho fatto l'alberghiero, Ale. Di la verità, studiare alle superiori? Assolutamente no. Ma un po' perché non mandava e un po' perché, diciamo, non ne ho avuto più di tanto bisogno, dato che io mi concentravo di più ad ascoltare le lezioni. E quindi io studiavo così. Non mi portavo mai niente da fare a casa perché facevo tutta a scuola. Quindi, diciamo, studiavo, ma studiavo a scuola, nel senso, stavo attento alla lezione e basta. A me mi bastava quello. Comunque sì, Ale, ho fatto l'alberghiero e in terzo ho scelto sala, sala bar. Potessi tornare indietro, sceglierei ricevimento. O pasticceria, dato che pasticceria l'hanno messa dopo, maledizione. È figa pasticceria. Tranquillo Miro, la scuola non piace a nessuno, nemmeno ai secchioni. Anche io quando ascoltavo andavo bene, se no a casa poi era una faticaccia, sai? Poi a me non mi è mai piaciuto l'idea di portarmi le cose a casa. Ecco perché io preferisco molto di più lavorare, perché sì, te fai il culo triplo, quadruplo e quanto te pare. Però una volta che sei tornato a casa, torni a casa e non c'hai un cazzo a cui dover pensare. E a me è quello che mi piace. Ah, ok, io ho scelto cucina, anche il ricevimento mi piaceva, la sala proprio no. A me, diciamo, sala mi piaceva per perché facevi i cocktail, però se potessi scegliere il ricevimento. Per fortuna, essendo iscritto al fan club di Ligabue, ho avuto modo di conoscere e confrontarmi con tifosi di altre squadre. Figo. La scuola funzionerebbe meglio se fosse un lavoro didattico di gruppo, anche, ma la scuola funzionerebbe se venisse totalmente rivoluzionata, perché così la scuola non può andare avanti. Idem, io ascolto in classe e faccio lo scientifico, 7/8 perché a casa rompe, ma solo questo anno che ho la maturità farò qualcosa in più, per il resto si fa tutto in classe. Ma poi ognuno ovviamente ha il suo metodo di studio, ovviamente, non è una cosa che vale per tutti. Io per esempio fino alle medie, pure alle medie io non studiavo quasi niente a casa, ma perché c'avevo, cosa che poi ho perso a quanto pare, la memoria fotografica. Io avevo la memoria fotografica, poi l'ho persa, alle superiori l'ho persa, tra l'altro alle medie ero un secchione, ai superiori ho perso tutto e niente, questo. Cosa ne pensi di quello che sta succedendo ai professori? Ne stanno parlando ogni giorno. Cosa sta succedendo ai professori? Che io sappia? Che io non sappia? A parte quella storia Bassano sei tu? I professori vengono pagati pochissimo, purtroppo. Sappiamo benissimo, spero che sappiate benissimo che lo Stato privilegia molto di più gli istituti privati piuttosto che le scuole pubbliche. Quindi il reindirizzamento dei fondi va per lo più agli istituti privati, purtroppo, senza rendersi conto che la maggior parte delle persone l'istituto privato non se lo può permettere e vanno negli istituti pubblici.
Stiamo a parlare che le scuole non hanno nemmeno la carta igienica, quindi di che cosa parliamo? Che mancano per qualcosa riguardante al governo. Precisamente non so che, ma non me ne intendo. Calcola che ci stanno professori tipo quelli, Bassano sei tu, che sono di cattedra e quelli non li puoi spostare fino a quando non vanno in pensione. Io ho una professoressa di cattedra di inglese, che tra l'altro è stata una delle materie per cui sono stato bocciato in quinto ingiustamente, che praticamente, a parte che in quinto non ci ha preparato per la maturità, ci ha fatto fa, me lo ricordo ancora, una verifica sola ad ottobre su Bob Marley, non ci ha mai ridato le verifiche, non ci ha mai fatto sapere che voto avevamo preso, io sono stato bocciato col 5 in inglese. Ma tralasciando questo, sta professoressa un giorno che c'avevamo l'ora sua, vedevamo che non arrivava. Ho detto, oddio, c'è ora de buco, chi te ce manna? La cogliona, perché è una cogliona, aveva sbagliato scuola, era andata in un'altra sede. Cioè, ma vi rendete? Ed era di cattedra. Era di cattedra. E quelle non le smuovi. Non le smuovi. Certi professori sono degli incompetenti, manco dovrebbero insegnare in una scuola. Non so davvero come si faccia ad assumerli. Coi concorsi. Purtroppo se vincono i concorsi diventano di ruolo. A voglia, nelle private girano 5 volte più soldi di quelle che ci sono nella pubblica, forse anche di più. Ciao Destrox, alla prossima. Le private sono gioiellini mentre le pubbliche vanno tutte ristrutturate, assolutamente. Io avevo abbandonato gli studi in terza industriale e io l'ho abbandonato in quinto. Se non sono di ruolo non li mettono ad insegnare, per quello ci sono molti studenti disoccupati. Io di inglese avevo uno stolto, a gennaio o a febbraio faceva la prima verifica, in tempo, complimenti, perché prestato dagli altri prof perché doveva avere i giudizi. Ero malato e mi beccai il non classificato in quinta. Io pure alberghiero a Via di Burtina. Oddio, alberghiero a Via di Burtina qual è? Il Gioberti non è perché sta a Trastevere. Alberghiero a Via di Burtina mi manca. Come si chiama? Magari il nome mi dice qualcosa. Cipriano Facchinetti, mai sentito. Non classificato il primo quadrimestre, quell'anno passai e mi diploma. Ah, ok. Io sto facendo il turistico. Secondo me gli istituti che si dovrebbero fare di più adesso sono il linguistico e informatico o grafico pubblicitario. Tre, famo tre. Questi sono i tre che secondo me devono andare per la maggiore, perché è quello che chiede il mercato. Linguistico perché se sai le lingue stai un passo avanti a tutti. Pure se non sai fare un cazzo, se sai le lingue stai un passo avanti a tutti. Informatico perché con un mondo sempre più tecnologico c'è sempre richiesta dei programmatori. E il grafico pubblicitario perché comunque le aziende cercano sempre qualcosina. Gli insegnanti andrebbero preparati meglio e soprattutto non bisognerebbe dare il posto ai casi umani. Vero. All'artistico spacciano, ma sì, diamo quei pregiudizi, ma che cazzo ci frega. Tu hai mai pensato di fare l'insegnante? Ci vuole la laurea, non c'ho manco il diploma, come cazzo faccio? Mi reinvento, me la scrivo, faccio la laurea, scrivo laurea su un foglio.
Ciao Vincenzo, non hanno nessuna vittoria reale, ma sono arrivato secondo. E vabbè, dai, può capitare. Comunque, ragazzi, finisco la sigaretta e vado, che se no dopo la live diventa veramente lunghissima. Già stiamo quasi alle 2 ore di live. Ciao Cristian, ho avuto professori che non erano in grado di gestire la classe, praticamente era come se non ci fossero in classe. Peggio me sento. Non ho diploma, eh già, non ho il diploma, ma quanti anni hai? A novembre ne faccio 23. No, devo andare, Christian. Vorrei farla durare in eterno, però purtroppo non posso. Pensi che riprenderai mai la scuola? Ti mancava solo un anno. Scusa se mi sono i fatti tuoi. Non ti preoccupare, Ale. Comunque no, non penso di riprendere più scuola. Non penso di volerla più riprendere. Non mi è mai piaciuta e sinceramente non c'ho nemmeno quella cosa di volermi diplomare. No, non la voglio continuare. Anche perché non me lo posso permettere continuarla, sinceramente. Oggi è una giornata triste. Se sentito venerdì è morta una ragazza di incidente a Latina. Era un'amica, 27 anni. Mi dispiace, Fabri. Cazzo, brutta così. Mi dispiace. Lavoro come addetto mensa nelle scuole elementari. Però non sono fisso, vado a chiamata. Nel senso, dove manca qualcuno, mandano a me. Faccio il jolly più o meno. Quindi sia asilo che scuole elementari. Comunque, anche se devi finire la live, non fa niente. È stato bellissimo scrivere con te. Grazie mille, Vince. Tanto non è indispensabile, puoi cavartela benissimo comunque, assolutamente. Non è un diploma che ti preclude una carriera lavorativa. Secondo me tutti esagerano perché un lavoro lo puoi trovare tranquillamente. Anche perché io nei curriculum non è che c'ho scritto che non so diplomato. Nei curriculum c'ho scritto che so diplomato, ma comunque non ti si incula nessuno, quindi. Invece Mereu è un secchione in confronto. Sì, comunque è provvisorio la mensa, perché comunque vado a chiamata, non lavoro tutti i giorni. Per esempio, oggi sono stato fortunato che ho lavorato, però molte volte non lavoro. Anche a me la scuola non mi è mai piaciuta, purtroppo sto facendo scuola dell'obbligo, ma quando arrivo a 16 anni posso decidere se smettere o continuare. Ti posso dire non smette, perché è lo stesso ragionamento che ho fatto io quando ho preso l'alberghiero. Io l'alberghiero l'ho preso perché a 16 anni volevo già finire. Non l'ho finito perché mi sono reso conto che con 2 anni di alberghiero non ci avrei fatto un cazzo. Continuala, continuala. Te posso dare sto consiglio. Continuala, però mi sento di non consigliarti l'università, perché secondo me è uno spreco di tempo. Yuri ci assomiglia ad Harry Potter, nemmeno tanto. Esatto, è pieno di persone con terza media eppure riescono a fare carriera onestamente, esatto. Grazie ancora, Vince, grazie ancora dei complimenti. Tranquillo, Fabri, te capisco, non te preoccupare. Ti ripeto, mi dispiace veramente. Io odio dalle condoglianze perché mi sa di frase fatta, schifosa, non mi piace. Ti posso dire che a me mi dispiace veramente dal più profondo del cuore. Saranno parole meno importanti, però sono più sincere, quindi ovviamente spero che per sto brevissimissimo tempo che hai passato in live ti sei riuscito a svagare un pochetto. Mi raccomando, in gamba, Fabri.
Prima si poteva finire a 16 anni con l'alberghiero perché c'era la qualifica. Tra l'altro io l'ho presa la qualifica. Ora grazie ai politici non si può più. O ti diplomi o ti attacchi. Lo so, purtroppo è una merda. Lo so, poi era il funerale, una tragedia. Immagino, Fabri. Purtroppo è così. Purtroppo delle volte succede. E quando succede a qualcuno che ti sta vicino, te stronca. Cagliari, Ferdinando. A Roma la vittoria manca da un po'. Eh già. Comunque il tuo pupillo Giannetti vicino a Djuric sta facendo molto bene. Grande. Tutti arretti con Giannetti. Non c'entra niente, comunque ogni tanto ti vedo online sul PSN, mi pare giocavi a FIFA. Sì, ogni tanto gioco, faccio qualche partitella a FIFA 15 perché quello c'ho. Ogni tanto c'è gioco. Tra l'altro voi che avete la Play 4 non mi comparite mai online. Mi comparite sempre offline. Lo so Ferdinando. Ci ha detto culo però, eh. Quanto sto rosicà che vedo gente che gioca a FIFA 20, quanto ci vorrei giocare. Quanto ci vorrei giocare. Quanto vorrei giocare a FIFA 20. Come non ti compariamo online? Bug? Non lo so, ma tutti quelli che hanno la PS4 su PS3 non compaiono online. Compaiono sempre offline. Comunque io vado, ciao Miro, cercherò di fare vittoria reale per te per renderti felice dopo il pareggio col Verona. Grazie. Comunque Miro porta in fortuna e oggi se tutto va bene prendo il 24esimo platino. Fa schifo. Fai schifo il 24esimo. Io ho un platino solo che non l'ho nemmeno preso io, ma me l'ha preso un amico mio con l'account mio. E tra l'altro è sull'account vecchio, nemmeno quello nuovo, è sull'account vecchio su cui non riesco più a entrare. Magari ti reinventi a Masterchef. Non so cucinare, io ho fatto sala, no cucina. Io ho la PS4 ma non ho FIFA 20. Io non ho né FIFA 20 né la PS4. Se te può consolare. Mica tanto, le rose neanche sono aggiornate per la PS4. C'è sto bug e le rose aggiornate l'hanno dovuto togliere. Le inseranno sta settimana, forse, pensa te. Vabbè, ma non lo sai che c'è? Il che ho fatto è che io ormai ho la Play 3, c'ho FIFA 15, non è per vantarmi, ma vinco quasi sempre. Perché vinco quasi sempre. La maggior parte delle volte che perdo è perché becco quelli che hanno i cheat. Sinceramente, mi sono rotto pure il cazzo. Vorrei un po' più di competitività, capito? Mi piacerebbe averci la Play 4 e FIFA 20. Mi piacerebbe. Io ultimamente sto giocando a Crash Team Racing e uno dei due platini che ho detto a Miro è proprio quello di CTR. Il 25 sarà Suspense. Ti piace Assassin's Creed? Sì, sì, mi piace il mio preferito rimane il secondo. Anche se ci hanno sempre avuto un sistema dei combattimenti che fa veramente cagare. No, sulla PS3 te pare che bannano chi cheata? C'è FIFA 20 per la PS3? Purtroppo no, è solo nuova generazione. Una bella carriera allenatore con il Cagliari sarebbe bella. A me piacerebbe portare la serie, una carriera allenatore, però non c'ho la Play 4, non c'ho FIFA 15. Potrei portarla su Football Manager, però Football Manager lagga a bestia. Non posso fare un cazzo. Cioè, mi piacerebbe una cifra portare gameplay, voi non immaginate quanto. Vorrei da morire portare qualche gameplay di qualcosa, ma non posso, non posso, non posso. Ho tra gli amici gente con 380 plati e non c'hanno una vita però, eh.
Quando sono nervoso gioco a Call of Duty sulla Play 4. Ma sì, tutti con la Play 4, io l'unico stronzo con la Play 3. Ma sì, ma che ci frega. Comunque è una brutta cosa che una PlayStation ti costa quanto metà stipendio circa. Una PlayStation, quanto metà stipendio? Una PlayStation 4 adesso costa 2 volte il mio stipendio. Magari mi costasse metà dello stipendio. Una Play 4 costa il doppio del mio stipendio. T'ho detto tutto. T'ho detto tutto. Hai capito? La metà, cioè costa il doppio del mio stipendio. Anche io con mio zio abbiamo la PS4. Perfetto, perfetto. Io l'unico stronzo che è rimasto con la Play 3 a quanto pare. E vabbè, regà, dopo sta rosicata finale in ambito PlayStation 4 direi di chiudere, eh? Anche perché siamo arrivati a 2 ore di live. Tanto un giorno di questi dovrei rifarla la live, quindi sicuramente sta settimana almeno un'altra la rifaccio. Allora ragazzi, vi ringrazio per avermi fatto compagnia, per esserci fatti questa bellissima chiacchierata. È il doppio dello stipendio mio, Ferdinand. Il doppio, paro paro. E certe volte se mi dice male pure il triplo. Quindi, pensa come sto messo. E niente ragazzi, vi ringrazio per avermi fatto compagnia e noi ci vediamo in qualche prossima live. Mi raccomando, se volete seguirmi anche su Instagram o entrare nel gruppo Telegram, tutto qua sotto, infatti, guardate che faccio. Allora, 1, 2, 3 e 4 se mi volete aiutare a comprare la Play 4. Scherzo ovviamente, eh. E niente ragazzi, alla prossima. Bella.